Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Sì, quella che mi hai descritto è una classica situazione nella quale io direi: questa gente non sta stare al mondo, deve morire, anzi io metterei la pena di morte per loro e non per quelli che commettono omicidio. Quindi direi che ci siamo. Il 28 ottobre 2026 Paolo Ruffini marcerà su Roma con il suo esercito di down e bambini. Oh Gesù, Maurizio, ma chi di noi non supporta un martello appresso? Ma tutti abbiamo un martello appresso, Gesù. Tu mentre stai camminando, caro un quadro, che fai? Non ci vuole, Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo Giorgio che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? C'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a Teheran. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Oggi è non mi ricordo neanche che giorno è, lunedì 9 febbraio 2026, puntata numero 123 e a discapito di chi ci vuole male, siamo ancora qua. Beh, non lo so perché ho detto questa frase, sembra una frase di rivalsa contro qualcuno, in realtà ci vogliono tutti bene. E chi ci vuole bene? Chi è voluto bene? Innanzitutto il sottoscritto, il signore. È un modo un po' strano per iniziare una puntata, ma diciamo che bisogna sempre inventarsi qualcosa di nuovo per iniziare una puntata. No, vabbè, ma cugino, ma togliti pure due costole e imita il sommo poeta d'Annunzio, cioè manca solo questo da fare, dopodiché cioè, hai fatto praticamente tutto tu. Allora, qui a parlarvi è il solito signorio della Cattolica Marco Rubeo, che da qualche giorno ha anche qualche CFU in più, visto che ha finito la sessione invernale e un paio di esami li ha pure dati. ChatGPT è stato bravo. ChatGPT è stato bravissimo, anche questa volta ha riassunto perfettamente i miei libri di testo e mi ha fatto prendere pure dei voti abbastanza alti, non mi posso lamentare. Insieme al solo e unico cugino Vittorio, buonasera. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Tu non hai nessun CFU in più, però comunque si torna più forti che mai. Al massimo c'è qualche rischio di querela in più, però quello lì è di settimana in settimana, cioè non cambia di sessione in sessione. A proposito, stiamo per essere querelati. Tipico. Vi informo già, stiamo per essere querelati. Radio Libertà sta per ricevere tante querele. Perché? E io infatti ringrazio anticipatamente la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma, ma perché vi dico così già alle 17.05 dopo 1 minuto e mezzo di trasmissione? Perché dopo mesi e mesi, dopo anni anzi, perché la prima volta nel 2026 sono tornati gli audio di Scogna. Non uno, ma ben 2, per un minutaggio complessivo di più di 4 minuti di audio di Scogna, che monopolizzerà questo primo blocco di questa puntata numero 123 dei Barbari Eleganti. Quindi, senza indugio su questo segugio, chiederei alla regia se posso mandare gli audio. Buonasera a tutti. Bentornato, ragazzi, caro Scogna. Ma che settimana fantastica è appena passata. È successo di tutto e direi di andare con ordine. Sì. Numero 1, il generalissimo Roberto Vannacci decide di fondare, anzi di rifondare il PNF, il Partito Nazionale Fascista. E devo dire, e anche ora, nel senso, aveva rotto i coglioni. Una persona non può venire in Lega, fare il fascista e aspettare che vada tutto bene. Quindi ha avuto la decenza di crearsi il suo partito fascista. No, dai, ben venga, gli auguriamo tutti
buona fortuna e comunque speriamo che non emuli il suo idolo pelato, No. e buona continuazione. E su questo mi taccio, perché potrei dire anche di peggio. Forse è meglio. Poi Milano, capitale del mondo. Ora, Sì. la vera capitale italiana, ovvero non quella città di merda di Roma, ma Meno male Milano, che non c'è più Sveve in ha regia. la vetrina che merita, le Olimpiadi, bellissimo. E già qua però troviamo le prime polemiche. 4 agenti ICE a Milano sono a Milano per scortare la delegazione americana. Apriti cielo, l'ICE a Milano non la vogliamo, boicotta l'America, di qua e di là. Allora, io vorrei dirvi una cosa. L'ICE a Milano non deporta, anzi, non serve a rimpatriare gli immigrati irregolari come fa negli Stati Uniti, purtroppo. Ma funge da servizio di sicurezza a Vance Refrigeration e a tutta la delegazione americana, quindi non vedo quale sia la polemica, ennesima polemica inutile. Sì. Tirata fuori dalla sinistra, sinistra in questo caso impersonificata dalla CGIL, che dopo la gloriosa raccolta firme, nella quale avevano come obiettivo ultimo quello di spostare il referendum sulla giustizia, dichiara vittoria dicendo abbiamo superato le 500.000 firme, vittoria di che? Il referendum si tiene comunque a fine marzo, la data non è cambiata, è cambiato il quesito, però diciamocelo, che cazzo ce ne frega del quesito? La cosa importante è andare tutti a votare convintamente sì, non seguendo le indicazioni della sinistra, che ha deciso di non entrare nel merito della riforma, ma di dare un voto solamente contrario al governo. Vabbè, dai, ma non puoi fare come loro che dice votate questo per andare contro questi altri, bisogna entrare nel merito dei contenuti. Ma l'abbiamo già fatto, cugino, ormai. Ma giusto, ma in Italia chi entra nel merito dei contenuti? Vai, Scoglia, continua pure. Anzi, su questo faccio un ultimo appunto e poi mi taccio. Quella bellissima trasmissione di Report sta iniziando ad andare a intervistare tutti gli esponenti del sì, prendendo loro vecchie dichiarazioni nel quale si sono espressi in maniera contraria o comunque criticando la riforma. Deontologia encomiabile. Ora, la RAI dovrebbe fare servizio pubblico. Una trasmissione come Report va chiusa in maniera istantanea, perché fa solo ed esclusivamente che sei fascista, politica. che li censuri. Detto questo, ci tengo a riprecisare che la RAI va comunque in ogni caso abbattuta. Sì, quello sì. Vi saluto e buona serata a tutti. Mi sembra però di vedere scusate, che mi sono dimenticato di una cosa fondamentale. Pucci, ma può il dibattito pubblico italiano rompersi i maroni per 3 giorni parlando di Pucci a Sanremo? Ora, premessa, a me Pucci sta sui coglioni. Uno che ha costruito la sua fortuna parlando così, cioè, mi sta sui coglioni. Detto ciò, ma se un'azienda decide di prendere Pucci per fare un suo evento, un evento nella quale in ogni caso va a guadagnare, ma che cazzo ve ne frega a voi? Detto ciò, volete far polemica? Va bene, ma perché la politica entra in gioco? Adesso mi tocca vedere pure il Presidente del Consiglio fare dichiarazioni in solidarietà a Pucci. Ma che cazzo di mondo viviamo? Ma vada a fare in culo Pucci, vada a fare in culo la RAI e vada a fare in culo la sinistra. Siete dei pazzi. Vabbè, che dire, folle però ha un suo senso. Sì, stranamente è molto poco antisemita questa volta. Non ha tirato in ballo una certa minoranza etnica. Beh, allora, cugino, non abbiamo molti minuti, però come commentiamo questa carne che il buon Scogna ha messo a fuoco? Ma purtroppo mi tocca in realtà dire che ha abbastanza ragione esatto. Cioè, volevo proprio cercare qualche punto su cui andare contro. Giuridico. Però non è che c'è molto da dire sulle Olimpiadi ha ragione, sul referendum ha ragione, pure su Vannacci stendiamo un velo pietoso, nel senso, però qua ci terrei a dire, noi barbari eleganti non abbiamo mai detto nulla, comunque anche per rispetto della compagine di centrodestra e tutto, per rispetto dei partiti vari e nulla. Diciamo che
i barbari eleganti al generale Vannacci non gli hanno mai leccato il culo. Tranne una persona che poi l'ha insultato in questo video. Tranne una persona che poi l'ha insultato in questo video. Ci terrei a dire: i Barbari Eleganti sono una trasmissione, certo, di area di centrodestra, che al generale Vannacci non gli hanno mai leccato il culo e che ora possono andare contro di lui senza sentirsi degli ipocriti. Cioè, ecco, a proposito non tutti nel panorama giornalistico di centrodestra possono dire la stessa cosa, perché c'è chi gli ha leccato il culo fino a settimana scorsa e ora gli sta andando contro. Noi siamo stati coerenti, non gli abbiamo mai leccato il culo e ora possiamo andare contro di lui. Sì, noi due, cioè, sì, noi due, sì, perché c'è qualcuno poi che non so se vuoi tirare fuori la foto, sicuramente tu ce l'hai. No, steniamo un velo pietoso. Qualcuno ha insultato diverse volte anche negli audio, quando ancora era all'interno del campo del centrodestra, il generale Vannacci. Io ero assolutamente d'accordo, magari non ne condividevo i modi, li condividevo i modi in realtà, però... Poi quando è arrivata a Pontida non sono andato lì a chiedergli la foto, con la scusa di essere ubriaco per dire sì, l'ho fatto per il meme. No, Luca Scognamiglio è andato per ben 2 Pontide di seguito a chiedere la foto al generale Vannacci e adesso lo insulta. E come stavi dicendo giustamente, noi abbiamo la schiena dritta, non ci siamo abbiamo la schiena dritta. Non ci siamo mai... uniti al carro di Vannacci, sono anzi brutti stronzi che adesso lo state insultando. Chi veramente ha il diritto di insultarlo e chi non lo ha mai voluto sin dall'inizio, ovvero noi due, quindi andatevene a fare in culo. Perché noi in questa trasmissione abbiamo sempre condannato l'ipocrisia della sinistra e soprattutto il suo doppiopesismo, che quando una cosa succede dalla sua parte va bene, è perdonabile, quando qualcosa succede dall'altra no, è una vergogna, fascisti. Però se uno è contro l'ipocrisia deve essere contro l'ipocrisia sempre. Noi qui non abbiamo mai leccato il culo a Vannacci e quindi noi abbiamo il diritto di discostarci da lui, dalla sua visione e di dire che non ci è mai piaciuto. Non tutti possono dire la stessa cosa, perché sì, il centrodestra l'ho accolto come arma di lotta contro il woke e contro il politicamente corretto, ma la lotta al woke e al politicamente corretto va fatta con cognizione di causa, non va fatta con gli slogan, non va fatta dicendo gli omosessuali non sono normali e quando qualcuno ti dà dell'omofobo tu gli rispondi no, però la normalità si intende normalità statistica. Cioè ci si nasconde dietro la semantica perché non si ha le palle di dire ciò che si pensa, ma lo si lascia trapelare. E allora smettiamola di fare gli ipocriti, perché noi qui abbiamo la schiena dritta e questa è una sensazione meravigliosa, cugino, perché in un mondo sia da una parte che dall'altra di gente che la schiena dritta non ce l'ha, noi qui l'abbiamo sempre tenuta. Per quanto riguarda Pucci, non è il mio genere di comicità, non definirei censura quello che è successo, perché è lui che ha scelto spontaneamente, ha seguito le critiche, che nel gioco politico è anche normale che arrivino le critiche, ha scelto, ha detto io sono un personaggio troppo scomodo, quindi me ne tiro fuori. Onore a Pucci, ha fatto una figura perfetta. Certo, vedere adesso la destra che insorge parlando di censura mi fa un po' ridere, perché di censura non si tratta. Detto ciò, anche qui c'è una certa ipocrisia da parte della sinistra, che quando le battute sugli omosessuali le fa Checco Zalone va bene e Checco Zalone va bene mandarlo a Sanremo, quando le fa Pucci non va bene, perché forse Pucci una volta ha detto di essere di centrodestra. Però vabbè, non mi interessa. Per me chi ci ha fatto una bellissima figura è Pucci e fa niente e basta, e la chiuderei qui. Cugino, mi sconvolge il fatto che tu puoi dire di aver mantenuto la schiena dritta sia con Trump che con il generale, cioè quasi preoccupante. La più importante è l'onestà intellettuale, sempre, e con grande onestà intellettuale direi di andare con la prima canzone, i Rolling Stones con Do 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 Do, Heartbreaker. New York City, chased a boy right through the park. In a
case of mistaken identity. But put it through his heart. Heartbreakers with the photograph. I wanna tear your world apart. You heartbreaker with your photograph. I wanna tear your world apart. Then you're over on the street corner, sticking needles in her arm. She died in the dirt of Hollywood. Mother said she had no chance, no chance. Heartbreaker, heartbreaker. She stuck pins right in her heart. Heartbreaker, a pain breaker. Stuck love right in your heart. Oh yeah, oh yeah. Wanna tear that world apart. Oh yeah, oh yeah. I wanna tear that world apart. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera. Salve, salve signor Riccardo, come Bentornato sta? Riccardo. Va tutto bene. Allora, ma io sto aspettando due momenti storici di questa serata. Sì. Il primo momento storico lo sapete benissimo qual è, quando chiama ovviamente il signore da Taranto che ha tanto da insultarmi, Sì. come il suo solito fare. Il Sì. secondo momento più storico, anch'io ho da insultare il cosiddetto generale Vannacci che ha fatto questa sua svolta storica nel lasciare definitivamente la Lega per fondare questo suo partito, che ahimè non è il movimento italiano come qualcuno certo. ha detto. Questo partito non è, questo suo nuovo partito non è ovviamente italiano. Non mettiamo in giro queste voci, perché No, non è nessuno deve assolutamente permettersi di veritiero dire che il partito di Vannacci è il movimento italiano. assolutamente. Quello, il copyright rimane suo, ci mancherebbe. No, io giustamente non accetterò mai un impostore, un cialtrone come lui. Vabbè, adesso non entriamo nel penale, magari. Comunque, Non accetterei mai una persona come lui che praticamente si crede di essere Superman, di essere il cosiddetto superuomo, questa capra. Come Ma ci direbbe- dica, prima di poi entrare nel cuore del vero scontro con col signor Salvatore da Taranto. Salvatore, ma lei quindi ci sta dicendo che il movimento italianocco influirà nella formazione di centrodestra? Saremo di centrodestra. Ah, ok. Quindi si allinea, diciamo, alle posizioni del governo. Quindi la compagine di centrodestra alle elezioni politiche del 2027 sarà Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Noi Moderati Moderati e il Movimento Italiano. Ok, e allora sarebbe innanzitutto Movimento Italiano, però il movimento si chiama Italia in Movimento, no ai 5 punti che vi ho spiegati. Beh, una volta detto in maniera, un po' diciamo, semplificata, italiano. appunto. Italiano, detto italiano. Comunque, No, vogliamo... nulla a che fare con il no al referendum, perché Certo, l'ho già... Ora, signor Riccardo, vogliamo chiamare il signor Salvatore da Taranto, vedere se è disposto a confrontarsi con lei? va bene, sarei pronto a fare questo Perfetto, allora io duello. qua ho il numero del dottor Salvatore da Taranto che gentilmente mi ha passato, quindi procedo a chiamarlo. Aspettiamo. Buonasera, signor Salvatore da Taranto, qui è Radio Libertà. Buonasera, è disposto a confrontarsi con il signor Riccardo? Ma con molto piacere,
buonasera a tutti, buonasera ai vostri amici radioascoltatori. Grazie, buonasera. Signor Riccardo, sente il signor Salvatore da Taranto? Vai, può iniziare Diciamo che io non direttamente sento lui a lui, dire però, quello che bisogna dire. Ok. Non lo so, signor Salvatore da Taranto, lei ha più volte criticato il signor Riccardo perché, come ha già spiegato, non risulta credibile la sua proposta politica. Ci vuole ribadire il concetto o magari entrare più nel dettaglio di questa cosa? Lo diciamo con molta sincerità che trovo quantomeno bizzarro che si risponda a delle critiche con dei versi di animali, cioè partiamo da questo presupposto. Il muggito del Frosinate oggettivamente non lo trovo un argomento di confronto politico ed è l'unica risposta ad oggi che il signor Italiano ha dato rispetto a quella che è l'idea di un movimento, con tutto il rispetto dovuto a quelle che sono le idee di ciascuno e soprattutto il rispetto che si deve avere nei confronti di chi comunque si vuole impegnare in politica, in un quotidiano dove la politica è ben distante sia dai giovani che dai meno giovani. Servirebbe interrogarsi sull'utilità di questo movimento. Mi spiego meglio. Sembrava all'inizio, e vi prego di correggermi se sbaglio, una fotocopia rispetto ai 5 punti dei 5 punti del Movimento 5 Stelle. Scopriamo oggi con grande sorpresa che oltre ai 5 partiti storici del centrodestra si dovrà presentare anche il signor Italiano con la sua lista e con il suo movimento politico. Ora, al di là di quello che può sembrare davvero un prendersi in giro, la critica che io muovo principalmente è che quando si fa politica bisogna A, documentarsi, B, bisogna avere le idee chiare, terzo, non è un'offesa ma vuole essere una maniera per chiarire il punto, bisogna anche saper conoscere bene la lingua italiana e distinguere le desinenze finali delle parole quando si pronunciano. Non sto facendo il professore, sto semplicemente dicendo che fare politica richiede preparazione, non ci si può improvvisare. È finita finalmente l'era dei 5 Stelle, è finita l'era dei redditi di cittadinanza e vi chiedo di consentirmi una piccola parentesi su Vannacci. Certo. Io ho ascoltato e ascolto volentieri la vostra radio, credo che la migliore fotografia di chi è Vannacci, e devo dire dell'intelligenza politica di Matteo Salvini, l'ha data il direttore di Radio Libertà, Sallusti, nell'editoriale della sera in cui Vannacci ha lasciato la Lega ufficialmente. Vannacci ha rappresentato uno strumento per la Lega per riuscire ad avere un maggior consenso. Quel consenso è riuscito ad acquisirlo. Ora Vannacci si trovi pane per i suoi denti e vada a cercare tra ex generali. Io ormai dico Vannalardo, Vannacci più Pappalardo, insomma, oramai siamo vicini alla crasi. Sempre io generale vi ringrazio. Sì, infatti, generale poi di cosa bisognerebbe capirlo. Comunque non mi riferisco a Vannacci, ma mi riferisco a Certo. Quello che vi chiedo, purtroppo non riesco ad ascoltare la risposta dell'altro ascoltatore, quindi dovremo evidentemente chiudere la chiamata perché se no non sono in grado di sentire ciò che dice. No, ma forse ci riusciamo, comunque dovremmo riuscirci. Rimanga pure in linea. Allora, signor Riccardo, come risponde alla critica del signor Salvatore da Taranto? Si sente quindi, come dice lui, un improvvisato della politica e un ex grillino che non si sa come mai è finito nel centrodestra? Ma io non mi sono mai definito, io voglio rispondere al signor Salvatore, io non mi sono mai definito un grillino. Innanzitutto è stato lui a provocarmi quando ha chiamato a questa radio definendomi un giassone e sono stato dovuto a rispondere con una moggita. Per quanto le domande che mi ha fatto la scorsa volta, io ritengo che non siamo del Movimento 5 Stelle, assolutamente non abbiamo ricopiato nessunissimo punto del Movimento 5 Stelle perché il fatto dell'uscita dell'euro non è stata una proposta del Movimento 5 Stelle. Beh, un bel po' di anni fa lo era, poi l'hanno abbandonata. Ma bensì una proposta soprattutto della Lega, del signor Matteo Salvini. Ma anche quella era una proposta vecchia che negli anni poi è stata abbandonata, una parentesi, diciamo. Ma assolutamente, noi non siamo assolutamente una fotocopia
del Movimento 5 Stelle. E invece, al di là del discorso sul Movimento 5 Stelle, quando il signor Salvatore da Taranto le dice che lei sostanzialmente è un impresentabile e che a malapena riesce a formulare una frase in un italiano corretto, come gli risponde? Ma quale italiano corretto? Io ci ho messo 15 anni per imparare un italiano. Glielo dico al signor Salvatore. Quale italiano corretto? Mi scusi, intende alle scuole, evidentemente. Ma posso parlare? Posso entrare in diretta? Prego. Volevo dire che evidentemente tutti gli ascoltatori si renderanno conto che la consecutio temporum nel caso del signore in linea ha delle gravi lacune, di conseguenza forse ce ne vorranno altre 15 di anni per imparare in maniera corrente l'italiano. Ma al di là di questo, veramente ma lei mi sta insultando pesantemente. Lei è una capra, lei è un impostore, capra. Quale italiano? Lei non sa quello che dice, signor Salvatore. Lei non sa quello che dice. Io ci ho messo 15 anni per imparare l'italiano. 15 anni che non corrispondono assolutamente alla realtà della storia e alla realtà dei fatti. Signor italiano, impari a dire qualche sì piuttosto che dire cose non esatte che non corrispondono alla realtà della storia politica italiana degli ultimi anni. Lei piuttosto impari a stare zitto. No, sta gridando, non lo sento. Signor Riccardo, aspetta, abbiamo quasi terminato il tempo prima della pausa, ancora un minuto circa. Ha una signor chiusura, Riccardo, qualcosa per signor chiudere? Riccardo, vuole fare una ringa finale per rispondere definitivamente al signor Salvatore da Taranto? Sentivo prima un muggito, ad esempio. Questo praticamente mi sta definendo un ignorante. Un ignorante quando una persona da Taranto. Io lo devo far fritto come un Faggiano, perché No. Un paese vicino a Taranto si chiama Faggiano, ecco, io lo so. Si chiama Faggiano, c'è un paese che si chiama Faggiano. Io lo so, e questo mi definisce anche un ignorante, che io non so parlare bene l'italiano. Ma non ho detto ignorante, attenzione, mi posso entrare in linea? Certo, prego. No, non ho parlato minimamente, non ho detto ignorante, ho detto che non conosce la consecutio temporum. Io non offendo, purtroppo il problema, mi rendo conto, quando una persona è colpito nell'orgoglio è evidente che si alteri, ma la realtà dei fatti è questa, cioè vada da un bravo professore di italiano, impari la grammatica, io non gli sto dicendo che è ignorante. Scusate signori se vi interrompo, ma dobbiamo proprio andare in pubblicità, non possiamo rimandare questa cosa, quindi nel caso ci risentiamo dopo, però ora dobbiamo andare in pubblicità. Ok. A dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Are we moving too slow? Have you seen us, Uncle Remus? We look pretty sharp in these clothes. Yes, we do. Unless we get sprayed with a hose. It ain't bad in the day if they squirt it your way. Sick in the winter when it's froze, and it's hard if it hits on your nose. Just keep your nose to the grindstone, they say. Will that redeem us, Uncle Remus? I can't wait till my fro is full grown. I'll just throw away my do-rag at home. I'll take a drive to Beverly Hills just before dawn and knock the little jockeys off the rich people's lawn. And before they get up, I'll be gone, I'll be gone. Before they get up, I'll be knocking the jockeys off the lawn down the dune. E rieccoci coi Barbari Eleganti su Radio Libertà dopo Frank Zappa e George Duke con Uncle Remus. Bellissima canzone, cugino, ma d'altronde tu fai dal sempre... vate musicale di questa radio non ci si poteva aspettare nulla di meno. Dopo un momento a dir poco straordinario per la storia di questa radio e di questa trasmissione radiofonica, ma forse dovremmo avere ancora in linea il signor Salvatore. Purtroppo è dovuto scappare, comunque ci ringrazia gli ascoltatori di Radio Libertà per averci seguito, per aver seguito il dibattito. Forse però dovremmo avere ancora in onda in linea il signor Riccardo da Frosinone. Ecco, mi sono ancora in linea. È ancora in linea. Beh, signor Riccardo... Vuole dare, proprio una chiusa per questo discorso del signor Riccardo, innanzitutto mi lasci scusare comunque anche a nome della radio per il fatto che i toni si siano alzati, però ovviamente a Radio Libertà diamo diritto e libertà a tutti di intervenire e anche di scannarsi animatamente, come si suol dire, quindi se lei vuole utilizzare adesso ancora un paio di minuti per fare la sua arringa finale per rispondere al signor Salvatore, poi ci possiamo congedare. No, esattamente la causa non siete voi, non vi dovete preoccupare per questa cosa, la causa è stata lui. Ovviamente siamo in un paese democratico, ognuno ha diritto di esprimere il proprio pensiero, la propria opinione su tutto ciò, ma certo, per quanto mi riguarda essere definito un cialtrone o quell'affermazione che è stata fatta appunto prima, mi sento un po' offeso, perché come ribadisco e ripeto che noi non siamo una fotocopia del Movimento 5 Stelle, di Grillo, di Conte. No, certo, quello si è capito ormai, penso che si sia capito. Una fotocopia di quel partito,
Per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, dico soltanto questo e poi veramente concludo. Sì, ecco, prego. Voglio ribadire che esattamente non ritengo opportuno. La volta scorsa non ho saputo spiegarmi bene, adesso ho delle idee molto chiare. Ovviamente un giudice, diciamo un magistrato, sì, non può favorire quello che fa il pubblico ministero, e quello che dice il pubblico ministero e quello che dice ovviamente un avvocato. In questo caso facciamo finta che sia una partita di calcio. Sì, no, ma allora l'esempio dell'arbitro è chiarissimo. Noi adesso abbiamo un'altra chiamata e poi abbiamo anche una scaletta da rispettare, quindi dobbiamo congedarci subito. Io dicevo un paio di minuti, ma purtroppo mi sa che così andiamo più lunghi, ci allunghiamo un po' troppo. Comunque, se vuole richiamare per parlare in maniera più approfondita del referendum, magari facciamolo lunedì prossimo, ecco, perché abbiamo già un'altra chiamata in linea. Comunque noi la ringraziamo, signor Riccardo. Scusi per averla interrotta, ma abbiamo anche noi una scaletta da rispettare. Dovremmo avere un'altra chiamata in linea. Grazie. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. È in linea? Pronto? Sì? Pronto? Sì. Ci sente? Pronto? Sì, ok. Allora, no, volevo fare solo un commento. Sì. Quello che ho telefonato prima ci ha messo 15 anni per imparare l'italiano, ma probabilmente l'ha bocciato. Basta, chiuso, finita. Si suppone, comunque noi non lo sappiamo e non ci permettiamo di dire nulla. Bene, allora, grazie. Direi di chiudere definitivamente il momento chiamate di questa puntata, altrimenti poi non riusciamo a dare nessuna notizia. Già abbiamo dedicato un quarto d'ora al momento chiamate per andare con le notizie di questa settimana. E direi di andare subito, cugino, con una delle notizie più importanti degli ultimi mesi, anzi forse di quest'anno, perché si era parlato molto di questo filtro per il riconoscimento dell'età che dal 2026 si sarebbe dovuto utilizzare per accedere ai siti porno. Ora Pornhub fa ricorso e il TAR lo accoglie. Niente più verifica dell'età fino alla sentenza. Vittoria! Doppia vittoria, oserei dire. La verifica dell'età sui siti per adulti per il momento non riguarderà le piattaforme del gruppo che gestisce anche Pornhub, quindi praticamente il 90% di quelle di cui fruiscono i gentili spettatori. Il TAR ha accettato il ricorso della società, compromette la privacy degli utenti e non riesce a proteggere i minori. Sì, ma scusa, ma se ti devi identificare per accedere a un sito porno, è ovvio che ti compromette la privacy una roba del genere, anche perché non è che stiamo parlando di un sito istituzionale che ti garantisce, stiamo parlando di Pornhub. Che poi in realtà è un... Cioè, se devi accedere con lo speed, ma in un mondo globalizzato dove praticamente chiunque si può fare anche una VPN gratuita, esatto, perché ti basta fare quella gratuita, esatto, e in qualsiasi altro paese del mondo una limitazione così stupida non esiste, è molto semplice da girare. Cioè, piuttosto che non lo so, magari il vecchietto te lo trovi in posta a fare lo speed solamente per quello e va bene, ma io non recandomi molto spesso alla posta, questo non lo posso sapere, però so che basta scaricarsi una VPN gratuita, ma certo, e molto banalmente tu riesci ad aggirare a questo problema. Quindi c'è bisogno di un'ulteriore restrizione molto facilmente aggirabile? No, ma basta, ma dobbiamo smetterla con questo stato morale, soprattutto, con questo stato etico. Al di là del fatto che è facilmente aggirabile, è giusto una restrizione del genere? È giusto che ci si debba registrare, che ci si debba accreditare con lo speed per poter accedere a un sito porno e guardare un paio di donne nude? Ma no, ma perché gli stessi che hanno fatto questa legge andavano ai loro tempi in edicola a cercare i giornaletti quando avevano già 12 o 13 anni, perché è inutile che lo neghiate, eravate anche voi dei segaioli, quindi non siate dei ipocriti, basta con questo stato etico e questo stato morale, lasciamo che sia, se vogliono i genitori lasciamo che i giovani ragazzi facciano le loro esperienze oltre in a sicurezza. Questo, si lascia alle famiglie il compito di educare i loro figli, e se lo riterranno necessario
applicheranno loro delle restrizioni, tipo non... Ma certo, c'è il parental control per i wifi, certo, non certo. farli accedere, appunto, magari controllare il telefono quando Vabbè, lo cugino, usano, adesso non questo so. mi sembra un po' un appiglio difficilmente difendibile. Io quando avevo 12 anni non facevo vedere ai miei genitori i siti in cui entravo, e comunque ci Ma andavo lo nessuno lo stesso su quei faceva. siti. Quindi anche questa cosa che tirano sempre fuori i liberali di lasciamo che siano le famiglie ad educare. Ma non ha mai fatto male Io non ci credo, ma non ci ha mai credo. fatto- Esatto, io ma non sono ha mai più, io fatto sono più male per un questa ragazzo, posizione. cioè Allora, mi fa un po' ridere quando i liberali dicono non se ne deve occupare lo Stato, se ne devono occupare le famiglie ad educare i ragazzi. Le famiglie non educano i ragazzi, non l'hanno mai fatto. Il punto è: teniamo lo Stato fuori da queste cose. Ma se un ragazzo di 12-13 anni sta scoprendo il suo corpo e vuole andare su un sito porno per guardare un film per adulti, cosa che hanno sempre fatto tutti fin da quando sono nati i porno, e non è che siamo tutti cresciuti come dei violentatori o come dei molestatori sessuali, si cresce, poi c'è chi cresce bene, c'è chi cresce male, ma non credo che sia la fruizione di porno il problema. Teniamo lo Stato fuori da queste cose. E soprattutto rendiamo liberi le persone di, soprattutto quelle di una certa età, di non dover affrontare il tema speed, che può essere molto difficoltoso. Certo, assolutamente. Allora, cugino, abbiamo altre notizie interessanti. Beh, cugino, magari potremmo parlare di quella notizia che diciamo è sulla bocca di tutti ultimamente. Questa? Allora, ti mando una modella rumena di 20 anni molto carina per la cena privata a Buckingham Palace. Ecco le nuove conversazioni imbarazzanti tra Epstein e l'ex principe Andrea. Virgolettato, grande amico del cugino Marco. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che non esiste un ex principe. Se uno è principe una volta è principe per sempre. Guarda come difende il suo amico, il cugino Marco. No, come difendo la monarchia in generale. Ma anche il tuo amico. Come difendo il mio amico, certo. Le nuove conversazioni tra Jeffrey Epstein e l'ex principe Andrea su una modella rumena. Ma perché poi specificare che sia rumena questa modella? Cioè, qual è il problema? Vabbè. Non ce l'ha, però è il fatto quotidiano. Mi ricordo un po' la scena di Gue e Jake La Furia dalla Daria Bignardi. Non ho mai picchiato nessuna infermiera rumena. Qua si potrebbe fare con il principe Andrea. Le nuove conversazioni tra Jeffrey Epstein e l'ex principe Andrea su una modella rumena invitata a Buckingham Palace per una cena privata. Allora, cugino, ma basta con questi file di Epstein. Non è che si possono trovare delle parole in dei file segretati e pensare che sia oro colato, no, cugino? Lo dici soprattutto per difendere il tuo idolo e il tuo amico, questo. Ma no, ma che amico, idolo? Non c'è nessun amico, non c'è nessun idolo. Però vogliamo dare la vera notizia. Donald Trump non è che se viene citato qualche volta negli Epstein File allora è tutto vero ed era per forza uno che partecipava a quelle cose. Chi era sicuro che partecipava a quei festini? Perché ci sono le foto. È stato citato 3200 volte. Ma c'era anche Trump, e che non si vedeva per l'inquadratura. Ma no, certo, perché era dietro, immagino. No, era davanti, però stava Ecco. facendo qualcosa dove Ma non è necessitava vero. di essere L'unico in basso. che ci sono le foto e che viene citato sistematicamente in tutte le cose era Bubba. Per quanto riguarda Trump, viene Ma è citato, stato citato 3200 viene citato volte. 3-4 volte. 3200. Ma no, non è vero, bugie. Ma secondo me gli Epstein Files sono assolutamente credibili Ma come... non è vero. Allora, l'unico testo sacro è la Bibbia. Non è che adesso possiamo prendere questi file e prenderli per oro colato. Beh, Bibbia. È stato citato più volte Trump negli Epstein File di Gesù nella Bibbia, quindi cugino. Vabbè, grazie. Gesù appare soltanto nel Nuovo Testamento. E chiediti perché. Ma no, e chiediti perché. Sicuramente meno efficace di Trump. Trump sa come farsi vedere. Ma vogliamo dare anche la notizia vera? La blasfemia, cioè? Perché il signor Talebano non è qui oggi? Vogliamo darla la notizia? Dovrà lavorare. Sì, vabbè, farà finta di lavorare, lo statale è andato a Kabul come sempre a lavorare. Sì. Però vogliamo dare la notizia che anche lui sta facendo i suoi file privati, i suoi Epstein file privati. Sì, in questo assolutamente caso, non creati con l'intelligenza artificiale. Assolutamente, Talebano file ufficiali. Sì. Possiamo dirlo che siamo andati a trovarlo la settimana scorsa direttamente a Kabul, con un aereo di Stato oltretutto pagato dall'Afghanistan. Certo. Quindi chiederei alla regia di far vedere le prove assolutamente non fatte con intelligenza artificiale, No, di noi che siamo a una
cena elegante. Allora, chi sono i partecipanti di questa foto? Spiegalo per chi ci sta seguendo. Beh, innanzitutto al centro, ovviamente, e mi sembra è palese ed ovvio, c'è il signor Talebano. Sì. Poi se vai a indicare col mouse, cugino, dove ti sto indicando, qui alla destra del Talebano ci sono ovviamente io. Ma non è che ti assomigli molto, però. Ma queste qui sono illazioni. È una fotocamera afghana. No, Come vuoi che venga la foto? Qui invece all'estrema sinistra. Qui abbiamo te che hai voluto provare un po' degli abiti Quello effettivamente un po' mi assomiglia. La mia versione con un po' di barbetta incolta, sì. Degli abiti, diciamo, locali, sì. E accompagnati da come richiesto la settimana scorsa, consentito la richiesta, esatto, 2 fanboy afghani per farsi perdonare. Abbiamo avuto una cena davvero tranquilla, elegante, dove c'è stato un ambiente molto conviviale. Grazie regia, possiamo togliere questo scempio. Cugino, possiamo dirlo che i barbari eleganti non sono secondi a nessuno, neanche a Epstein. No, ma assolutamente, mamma mia. Cugino, cambiamo argomento. Allora, ho ritirato mia figlia da scuola, voglio farla diventare un influencer. Incredibile, sono riusciti a rendere reale la pagina Gesù di Napoli. No, per chi non la conoscesse, conoscesse, andate immediatamente a seguirla o su TikTok o su Instagram, perché è una pagina blasfemia fuori da questa trasmissione. Ma non è blasfemia, è bellissimo, cioè è Gesù che affronta un degno avversario nella ridente città di Napoli per i napoletani, ovvero ad esempio Maradona. Sì, ma cosa c'entra con questa notizia? C'entra perché Gesù, nelle sue 1000 peripezie nella ridente città di Napoli... Ma non credo che Gesù sia mai stato nella ridente Questo tu non lo sai. Si ritrova a dover scongiurare la possibilità che tutti i giovani pargoli della città di Napoli lasciano la scuola per dedicarsi alla carriera o di influencer o di attori, in questo caso attrici, per interpretare le future Rosa Ricci. Ecco, direi di sì. Allora, Kat Clark, influencer della Gold Coast, ha rivelato, quindi non credo proprio a Napoli, però comunque... Nome d'arte? Magari è una scuola britannica, una scuola britannica in centro a Napoli. Gold Coast è palese, è quartiere dove ci sono le migliori scuole vicino di lingua inglese, esatto, di lingua inglese per gli studenti napoletani. Allora, Kat Clark, influencer della Gold Coast, ha rivelato di aver ritirato la figlia da scuola per concentrarsi sulla sua carriera di influencer sui social media, scatenando polemiche e preoccupazioni tra i genitori. La decisione è stata motivata dal frequente viaggiare della famiglia a causa della crescente fama di Kat Clark, rendendo difficile per la figlia Deja seguire un normale orario scolastico. La Clark ha difeso la scelta facendo sapere che la flessibilità nell'istruzione e nei percorsi di carriera è importante per la sua famiglia. Ha iscritto Deja alla homeschooling per l'anno successivo, ma si è aperta la possibilità di reinserirla nel sistema scolastico tradizionale se necessario. La Clark ha utilizzato l'esempio della figlia maggiore, Latisha, che ha abbandonato l'università per seguire i suoi sogni, come da modello di successo nel perseguire le passioni rispetto all'istruzione tradizionale nella sua famiglia. Quindi è un vizio di famiglia, quello di fare di tutto tranne che andare a scuola. Mi ricorda un po' la famiglia di Greta Thunberg. Sì, esatto, cioè lì se provavi a dire qualcosa sul fatto dell'istruzione non ti veniva detto nulla. Questo caso solo perché del quartiere del Vomero ci sono queste polemiche, mi sembra un tantino razzista. Ma non è nel quartiere del Vomero, abbiamo detto palesemente ma sì, Gold Coast è nel Vomero, dai, lo sanno tutti. Va bene, abbiamo scoperto che la Gold Coast è nel Vomero. Ma certo, è noto quartiere dove vanno a frequentare i giovani napoletani che vogliono imparare la lingua inglese. Mamma mia. Cugino, noi abiti a Senago, Senago ci sono degli asili, ad esempio, bilingue. Lì è proprio in lingua inglese per preparare le future generazioni anche a conoscere l'inglese. E a diventare influencer. Se serve. A Napoli quanti influencer ci sono? Tanti, cugino. Scusami, una è diventata regina di Roccaraso partendo come influencer. Cioè, e da persona con la seconda casa in Abruzzo ci soffro tanto per questa cosa. Solo seconda. Seconda e terza, vabbè, non è un Dai, problema. Terza, quarta, quinta, sesta. No, quello no.
Quante ne hai vendute a Roccaraso per colpa di quel viaggio? Non ne ho venduta nessuna, sono tutto in affitto ai napoletani. Ah, ok, allora Ma a proposito di affitto, andiamo con l'ultima notizia di questa puntata. In Lettonia affittare un marito è la nuova normalità, esplode il business dei mariti per un'ora. Allora, una volta si chiamavano gigolò o comunque toy boy per le signore un po' più age. Non capisco perché in Lettonia si debbano inventare i mariti per un'ora, cioè sembra una cosa quasi filosofica, cugino. Non è un mondo al contrario, ma no, è bellissimo, i baltici al secondo me. contrario. Secondo me è bellissimo, cioè l'unica cosa che modificherei un attimo, va bene il marito, però secondo me renderebbe tutto migliore se tu potessi chiamare poi la donna che ti va ad affittare mommy, così lo rende ancora più adeguato ai tempi, perché ormai questi termini stanti come marito, moglie non esistono più, cioè ora ci sono mommy e good boy come... Beh sì, un paio di mommy ce le abbiamo anche noi. E tutti noi preferiamo ovviamente questo, caro cugino. Beh sì. Allora, però c'è da dire che la Lettonia ha uno squilibrio di genere del 15,5%, con più donne che uomini. Il paradiso in pratica. E poi io sono stato in Lettonia, io e il Talebano siamo stati in Lettonia, quindi abbiamo visto le donne lettone. Hai scaricato Tinder quindi... solo per l'occasione? Sì. Nasce il servizio dei mariti per un'ora per riparazioni domestiche rapide. I professionisti offrono idraulica, falegnameria e piccoli interventi in casa. Ora, non voglio fare delle battute a doppio senso su idraulica e falegnameria, però se c'è qualche tubo da stappare comunque. La vita sociale femminile è influenzata con alcune donne che cercano partner all'estero. Lo squilibrio deriva dalla minore longevità maschile legata a fumo e obesità. Vabbè, dai, adesso uno non può neanche fare una vita da rockstar che già lì... Beh, infatti Kate Richards sta benissimo nonostante una vita da dopo che l'hai detto, cazzo, domani arriva l'infausta ma notizia. No, cugino, no, dai. Lui va oltre queste cose. Ecco, l'avevamo detto anche di Benedetto XVI, l'avevamo detto anche di No, Benedetto Ozzy XVI Osbourne. c'hai pure messo Eye of the Tiger. Vabbè. Quindi... mi spiace che a causa dei Barbe Eleganti finiranno pure Rolling Stones, ma il cugino Vittorio ha deciso così. Ci dispiace. Direi, cugino, che fan. prima di salutarci, però, dato che comunque questa notizia si commenta un po' da sola, basta il titolo, diciamo. Parliamo un secondo, dato che abbiamo un importante appello da fare, di quello che è successo agli Emmy Awards. Cosa è successo agli Emmy Awards, cugino? Dove Billie Eilish ha fatto un discorso importante che assolutamente poi questo discorso contro l'ICE, perché è il bersaglio di riferimento. Ma se si fosse fermata all'ICE non ci sarebbero stati problemi, ma anche il problema è il commento detto che ha la fatto. frase nessuno è illegale in una terra rubata, sì. Il che ci sta dicendo che in pratica potrebbe anche giustificare il colonialismo, dato che più o meno quale terra non è stata occupata o rioccupata da qualcuno. Beh sì. Però noi da persone civili prendiamo veramente a cuore la causa e abbiamo lanciato pronto un appello per tutto il mondo e speriamo che lo seguano, dato che, come tutti saprete, c'è una povera popolazione che abitava nei territori del Sudafrica e le tribù Xhosa e Zulu, arrivando dall'Africa occidentale, hanno cacciato, ovvero i Boshimani. Quindi noi, seguendo l'esempio di Billie Eilish, prego regia, metta la foto, grazie. Noi ci battiamo per la libertà per i Boshimani, popolo oppresso, e nessun popolo e nessuna persona è illegale in una terra rubata. Free Boshimani. Free Boshimani sempre. Bene signori, che dire, io vi ringrazio per la pazienza, per aver seguito questa 123esima puntata di Barbe Eleganti. Specialissima puntata. È stata una puntata spericolata, d'altronde, come tutte le nostre puntate, ma questa un pochino di più. Vi ringrazio per averci seguiti anche questa settimana. Sono francamente stanco, faccio anche fatica a salutare perché è stata veramente difficile mantenere l'integrità dall'inizio ci fino alla vediamo fine. Lunedì, Vi ringraziamo per averci seguito. Crossroads. Continuate a seguire Radio Libertà, l'unica radio libera che c'è in questo continente. Seguite Crossroads del cugino Vittorio giovedì dalle 15:30 alle 16:30. Perfetto. L'unica trasmissione musicale libera che c'è in questo continente. Giusto. Vi ringraziamo. A settimana prossima e come sempre amici, viva i piedi!
Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?